Eccellenza, ultimo atto. L'Agragas per brindare alla Serie D dovrà superare l'ultimo ostacolo stagionale, il Resultana San Lorenzo. Tutto ciò a prescindere dal risultato che potrà ottenere l'Enna al Giovanni Bruccoleri contro la Pro Favara. Un torneo straordinariamente equilibrato che divide beffardamente le due squadre di testa da appena un punto. Molti rimpiangono i tempi andati quando chi arrivava a fine torneo nei primi due posti avevano diritto entrambi alla promozione diretta. E l'Agregas ne sa qualcosa quando in un torneo di Serie C2, stagione 82-83, allenatore Alvaro Biagini, piazzandosi alle spalle del Messina, riuscì ad approdare in Serie C1. Oggi, con le nuove regole, è cambiato tutto e dopo alcuni anni di purgatorio, l'Acragas è pronto a ripartire. In città si respira aria di festa, da un'intera settimana i tifosi sono in allerta e fremono per invadere lo storico Esseneto in ogni ordine di posti. La squadra ha avuto una settimana molto impegnativa, con tutti i calciatori tornati disponibili, compreso lo stesso tecnico Nicolò Terranova che ha dovuto smaltire alcuni giorni di influenza. A questo appuntamento non vuole mancare nessuno. Ogni singolo calciatore tiene moltissimo a scrivere una pagina di storia biancazzurra e persino da ogni parte del mondo e dell'Italia sono pronti a collegarsi con lo Stadio Seneto per partecipare virtualmente alla sospirata promozione. La società infatti ha permesso una diretta streaming a pagamento per consentire ai tantissimi tifosi sparsi in ogni angolo della terra di partecipare all'evento. La prevendita sta andando molto bene e di certo il lungo pomeriggio calcistico riserverà tantissime sorprese organizzate in Curva Sud. Torna a disposizione Desiderio Garufo, uno degli artefici di questa cavalcata biancazzurra, ma la passerella finale sarà per tutti i protagonisti, società compresa insieme allo staff tecnico. Ma attenzione! Prima ci sarà da superare il Resultado San Lorenzo, impelagato nella disputa dei play-out salvezza. In occasione della gara di andata disputata a Carini, l'Acregas si impose con il risultato di 0-3 con le reti di Barrera, Semenzin e Vitelli. Ex di turno il difensore Andrea Punzi, ma attenzione a Giampiero Clemente, bomber in grande forma. Intanto questo sabato mattina si è registrata una bella sorpresa per i calciatori. All'ingresso del settore ospiti, i tifosi della curva hanno voluto salutare ed incitare i propri beniamini. Un'atmosfera molto carica ed elettrizzante per dirigere l'ultima gara di campionato del Seneto, Acregas Resultana San Lorenzo, inizio ore 16:30, è stato chiamato Nicolò Logaglio di Trapani, il quale verrà collaborato da Lorenzo Poma di Trapani e Roberto Frangetta di Catania. Mister, tutto in 90 minuti, la promozione dell'Acragas in Serie D passa dall'Esseneto, passa dalla sfida contro il Resultana San Lorenzo, serve la vittoria per festeggiare il salto di categoria, ma attenzione, gli avversari hanno bisogno punti per centrare la salvezza e allora ti chiedo che partita sarà domani? Sarà una partita dove ci vorrà grande resilienza. Bisogna essere bravi nel mantenere sempre alta la concentrazione. Sappiamo benissimo che l'avversario viene a giocarsi la salvezza, però come ho detto sabato scorso dopo la gara di Misilmere noi abbiamo mille motivazioni in più rispetto agli avversari e da un anno che inseguiamo questo sogno siamo a un passo, siamo a una vittoria da un obiettivo che ci siamo prefissati sin dall'inizio senza nasconderci. Sapevamo che il campionato sarebbe stato un campionato difficile, pieno di insidie, pieno di avversari di livello, con organici importanti dopo quasi un decennio e quindi abbiamo rispettato quelle che erano le aspettative. Sin dall'inizio ho sempre detto che questo era un campionato che si sarebbe
deciso nelle ultime giornate, non pensavo all'ultima però avevo ragione. La posta in palio dunque è altissima, allora ti chiedo che aria si respira nello spogliatoio, come questa vigilia? Allora, prima di parlare dello spogliatoio, esternamente c'è grande entusiasmo ed è giusto che sia così. Noi, questo entusiasmo per noi deve essere una motivazione in più. Non abbiamo preparato nessuna festa, anche perché abbiamo ancora una Serie D da conquistare. La festa la faremo dopo con un'eventuale vittoria. Quindi la squadra è concentrata e determinata, ha preparato la partita come abbiamo sempre fatto tutta la stagione. Sappiamo benissimo che dobbiamo fare la gara, dobbiamo aggredire la gara, dobbiamo attaccare i punti deboli degli avversari. È una squadra che nell'ultimo periodo della stagione è riuscita a tirarsi fuori dalle ultime posizioni, addirittura rischia di salvarsi direttamente. Quindi abbiamo grande rispetto agli avversari, ma noi tutto l'anno abbiamo avuto sempre grande rispetto dell'avversario. Un'ultima battuta, un ultimo passaggio sulla tifoseria. Domani sono previsti tantissimi spettatori all'Esseneto di Agrigento. Come sei riuscito ad isolare la squadra dal fermento che c'è in città? È una squadra che ormai è abituata a giocare sotto pressione sin dall'inizio, poi magari dirò qualcosa che non ho mai detto durante la stagione. Quindi siamo un po' abituati a questo ambiente, ci siamo abituati da 10 mesi che lottiamo partita dopo partita con momenti di grande esaltazione e anche momenti dove i risultati un po' negativi ci hanno buttato giù, però siamo stati bravi, grazie soprattutto ai tifosi, grazie a loro, ad uscirne fuori. Adesso siamo all'ultimo atto, dobbiamo essere la migliore copia di noi stessi.